Wanbao non ha ancora risposto alla richiesta di proroga della decisione di lasciare lo stabilimento di Melle ed è partito il pressing del Ministero per lo sviluppo economico sulla proprietà. La crisi che colpisce ancora una volta lo storico sito industriale del compressore è veramente grave. Credo che risponderanno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, devono confrontarsi con la provincia che è partner all'interno della multinazionale della Wanbao e mi auguro che lo facciano in fretta. Abbiamo bisogno di risposte veloci per risolvere un problema che è veramente grave. Il Mise è al lavoro per cercare soluzioni alla crisi Wanbao. Mercoledì il coordinatore dei deputati veneti del Partito Democratico, Roger De Menec, ha incontrato la sottosegretaria al Mise, Alessia Morani, riportando le richieste dei sindacati per una verifica dello stato di crisi. La situazione è controllata dal Ministero fin dall'annuncio di Wanbao di voler dismettere lo stabilimento di Mel, spiega De Menec. Morani ha riferito di aver attivato un canale di comunicazione diretto con la proprietà e attraverso i tecnici del Ministero, di essere alla ricerca della soluzione più appropriata per mantenere la produzione nel bellunese e salvaguardare tutti i posti di lavoro. Le parti sociali hanno sollecitato l'azienda a affiancare l'ex commissario Maurizio Castro ai soggetti incaricati dalla proprietà di ricercare nuovi investitori. Lo scorso 24 ottobre i massimi rappresentanti istituzionali sono intervenuti in maniera forte, stigmatizzando il comportamento sconsiderato di Wanbao, che non ha rispettato i termini previsti dall'accordo di acquisizione sottoscritto nel 2014. Ora l'auspicio è che si possa trovare un punto di equilibrio in queste settimane, prima della verifica fissata al tavolo ministeriale per la prossima metà di dicembre.